Gli anticicloni stanno ritardando consumi energetici più elevati per gli operatori turistici della montagna veneta. Caldo a fine ottobre però significa pure che non nevichi sotto i 3.000 metri di quota e sono molteplici dunque le incognite verso la imminente stagione invernale. La prossima settimana avremo gli incontri con i vari ministri di riferimento, tra cui chiederò un incontro anche col Ministro del Turismo, anche tramite la commissione regionale che noi abbiamo di tutti gli assessori al turismo, proprio per chiedere di intervenire in maniera straordinaria sul tema delle bollette per le famiglie, ma ovviamente in questo caso per gli operatori. L'aumento dei costi preoccupa chi deve fornire i servizi, ma al contempo anche l'utenza che teme possa ricadere in buona parte sulle loro tasche il prezzo della crisi. Gli operatori hanno già parlato di un aumento dei costi, sia per quanto riguarda gli ski pass e gli stessi albergatori sono sul chi va là perché ovviamente non vogliono aumentare le tariffe, ma di fronte a costi energetici di questo tipo sono costretti a farlo e infatti c'è chi addirittura valuta se aprire o meno. Ovviamente io voglio scongiurare questo, anzi tutti gli albergatori, gli impiantisti, tutti stiamo lavorando perché si apra, perché sia una stagione, però dobbiamo metterli nelle condizioni di poterlo fare. E non si tratta di calcoli semplici, ogni voce avrà il suo ricarico. Gli imprenditori turistici sottolineano come senza aiuti sia grande il rischio che molti non aprano proprio le strutture. Dovremo vedere se arriverà la neve, capire il tema dei costi energetici perché gli impiantisti vogliono aprire, però hanno bisogno di un supporto perché le bollette saranno sallatissime e sappiamo che non è soltanto il tema di far funzionare gli impianti ma fare anche l'innevamento artificiale. Sappiamo che su un bilancio di un'azienda di trasporti impiantistici a Fune 30% circa sono costi energetici, quindi capiamo quanto andrà a incidere.